Il sigillo d'amore. Da 20 anni Adelasia di Torres viveva nel suo castello del Goceano. Già la leggenda ve la diceva rinchiusa dal suo secondo marito Enzio, il biondo chiomato bastardo di Federico II. Ma in realtà ella vi si era ritirata dopo la partenza di lui per le guerre d'Italia. Bello, elegante, guerriero e poeta. Enzio aveva 20 anni e 20 meno di lei, e sebbene sposandola si fosse incoronato re di Sardegna, non poteva certo starsene quieto nella piccola reggia di Ardara, dove fino a pochi anni prima i patriarcali giudici di Torres dettavano leggi e sbrigavano gli affari di Stato, seduti sotto una quercia. Egli dunque era partito dopo soli 2 anni di matrimonio, lasciando suo vicario Donno Michele Zanche e presso Adelasia, forse per sorvegliarla e spiarla, una giovane camerista tedesca che egli aveva portato con altro personale di servizio dalla corte paterna. Adelasia non amava questa donna dall'aspetto maschio e dai piedi enormi, e tuttavia la prese con sé nell'esilio volontario del castello del Goceano e le affidò la bambina, Elena, nata dalle nozze con Enzio. Nella nuova dimora ella scelse per abitarvi le camere più alte e fin dal primo giorno s'affacciò dalla finestra, dalla quale meglio si dominava la strada che dal castello scendeva alle terre del Goceano, e si perdeva attraverso le valli del Lugudoro. Aspettava il ritorno di Enzio e fin dal primo giorno vide alla finestra attigua la testa rossa quadrata di Gulna. Con la piccola Elena tra le braccia anche Gulna, la serva straniera, aspettava il ritorno del suo signore. La strada che ai piedi del colle roccioso di Burgos si ristringeva quasi in un sentiero, arrampicandosi tra le pietre e i cespugli fino allo spiazzo del castello, era quasi sempre deserta. Gli occhi tristi della regina non cessavano tuttavia di fissarne le lontananze, e se qualche cavaliere vi appariva, il cuore di lei palpitava come quello di una fanciulla al suo primo convegno di amore. Ma il cavaliere era spesso un paesano che viaggiava con il suo ronzino o un armigero in perlustrazione. Anche di notte, nelle chiare notti solitarie, ella si affacciava alla finestra, poi, sola, nel suo grande letto vedovile, vedeva ancora la strada che ormai le pareva appartenesse alla sua persona, come le vene delle sue braccia, come la treccia che le scendeva fino al cuore. La vedeva anche nel sonno, come si partisse dai suoi occhi e scendesse al mare e attraversasse il mare. Strada di desiderio e di vana speranza, fino a raggiungere il giovane sposo. E quando al mattino i lentischi e i macigni del sentiero brillavano di rugiada, a lei pareva di averli bagnati con le sue lacrime. Un giorno finalmente un gruppo di cavalieri autentici animò la solitudine del luogo. L'uno dopo l'altro salivano il sentiero, le loro vesti di velluto mettevano note di colore nel grigio e nel verde triste del paesaggio, e le loro voci riscuotevano il silenzio. Uno di essi domandò udienza alla regina. Gulna, insolitamente pallida, si piegò fino a terra davanti a lui e poi lo condusse senz'altro davanti alla sua signora. Era il vicario, Donno Michele Zanche. Giovane ancora, nero, aquilino, egli zoppicava ad un piede, ma non nascondeva, anzi pareva esagerasse questo difetto, tanto sapeva di piacere ugualmente alle donne. La fama, infatti, già lo diceva amante della madre di Enzio, Bianca Lucia Lancia, concubina dell'imperatore. E la stessa Adelasia dimostrava grande simpatia per lui. Infatti nel riceverlo s'era animata e fatta bellissima. I suoi occhi splendevano come i 2 diamanti del fermaglio che Enzio
il giorno delle nozze, le aveva allacciato sulla veste, fra seno e seno, per chiuderle il petto ad ogni altro amore che non fosse quello per lui. E questi occhi vedevano nel vicario nero, che aveva il viso rapace e lo sguardo nemico, quasi un messaggero alato, biondo e bello come lo stesso Enzio, perché notizie di Enzio egli le portava. Il nostro re sta bene, combatte da prode e nelle soste si diverte e combina canzoni d'amore. Una è giunta fino a noi e l'abbiamo imparata a memoria per ripeterla alla nostra regina. La ripeteremo dopo aver parlato degli affari del regno. Parlarono degli affari del regno, che andavano molto bene sotto il vigoroso dominio di lui, soprattutto riguardo a lui, che vendeva favori e accumulava denari per conto suo. Adelasia approvava tutto e si compiaceva di tutto, ma il suo viso impallidiva come al cadere della sera, perché ella pensava che i versi d'amore del suo Enzio non erano certamente per lei, che egli forse non sarebbe tornato mai più. Eppure continuava ad aspettare e le visite del vicario le riuscivano crudelmente gradite. Rompevano in qualche modo il suo monotono dolore e le notizie dell'infedele Enzio, anche dopo che egli si era unito ad un'altra donna, le ravvivavano il sangue. Donno Michele si divertiva a tormentarla, a vederla soffrire. Un giorno però la trovò fredda e insensibile come già morta. Anche lui, sebbene dentro si sentisse una letizia d'avvoltoio che piomba sulla preda, finse tristezza. Il nostro re. Adelasia sapeva già la notizia portata da Gulna. Enzio era stato fatto prigioniero in battaglia e chiuso per sempre in un palazzo di Bologna. Da 20 anni la regina viveva nel castello del Gocceano e neppure le visite di Michele Zanche la interessavano più. La figlia Elena si era sposata e viveva lontano, spento ogni raggio di giovinezza intorno a lei e dentro di lei. Adelasia viveva come un lungo crepuscolo, tuttavia si sentiva meno infelice, raccogliendosi e ripiegandosi in sé, come il fiore che nella passile si chiude intorno al proprio seme. Non usciva più dalla sua camera, inginocchiata a pregare sotto il grande azzurro della finestra, e non voleva essere servita che da Gulna. Gulna la serviva, premurosa, sebbene in apparenza sempre dura e fredda. Non parlavano mai. Solo una sera Adelasia sentì il bisogno di confidarsi e raccomandarsi a lei. Era d'autunno e già da qualche giorno la regina provava un senso di languore e di stanchezza. Non soffriva però, anzi, sdraiata sul suo grande letto coperto d'un drappo a fiori, le pareva di navigare incorporea in un'atmosfera nuova. I primi venti di autunno avevano purificato l'aria e dalla finestra il cielo appariva altissimo, con solo qualche nuvola d'oro e di scarlatto che ricordava alla regina il colore dei tulipani e dei garofani di Persia che Enzio nei giorni delle nozze aveva fatto venire con altre raffinatezze delle corti di oltremare alla semplice reggia d'Ardara. Ricordi andavano, ricordi venivano, ma tutti ormai addolciti dal distacco.
galleggianti anch'essi in quell'atmosfera irreale che circondava la regina. Gli stessi mobili nella vasta camera già vellutata d'ombra mutavano aspetto, specialmente le grandi arche nere, scolpite, che racchiudevano il corredo di lei. Su una di queste la luce della finestra stendeva una patina d'argento e i colombi, le palme, i fiori del melograno, il calice sacro e la croce che vi erano scolpiti prendevano agli occhi di Adelasia quasi colore e movimento. Un sorriso rischiarò anche le sembianze di lei che avevano già la marmorea serenità della morte. Chiamò Gulna che vegliava dietro l'uscio, entrò alta e nera, ma coi capelli rossi ancora fiammanti e gli occhi pieni di azzurro. Si piegò, inchinandosi davanti al letto della regina, e attese gli ordini. Gulna, apri la cassa lunga e fammi vedere il vestito di Enzio. La donna obbedì. Nel sollevare il coperchio pesante dell'arca, le grandi mani tremavano alquanto, per la prima volta, perché per la prima volta la regina aveva, in presenza di lei, chiamato il re col suo dolce nome. Un velo copriva le robe dentro la cassa. Ella lo sollevò e parve che il velo stesso del tempo si aprisse per lasciar risorgere il passato. Gulna, avvicinati alla finestra e fammi vedere bene. Gulna obbedì, lentamente traendo e spiegando contro luce i brani del fantasma luminoso. Erano le vesti di sposo di Enzio e i loro colori rinnovavano nella grande camera triste quelli della festa nuziale. Dapprima fu il giustacuore di velluto, in colore del giaggiolo, poi un falsetto vermiglio che pareva di donna, i calzoni di maglia di seta verdone e il berretto dello stesso colore, i calzari a punta di curva, lo stiletto, la cintura, e infine 2 ali scure si aprirono sul pallore della finestra. Era il lucco del giovane re. Adelasia chiuse gli occhi prima che la visione sparisse. Sentì Gulna che rimetteva le cose a posto, le ricopriva col velo, chiudeva l'arca. Il passato tornava nella sua tomba e adesso si spalancavano le porte del grande avvenire. Gulna, disse, quando la donna si fu ripiegata davanti al letto, anche tu lo hai amato, anche tu lo hai atteso e pianto. Sei rimasta presso di me per respirare nel mio amore ancora qualcosa di lui, ma soprattutto per obbedire a lui. Obbedisci ancora. Sorveglia perché non mi si tolga dal petto il sigillo che egli vi ha fermato. Si coprì con una mano il fermaglio, l'altra la porse alla donna che la baciò piangendo. 600 anni dopo, i 2 diamanti furono trovati nella tomba di Adelasia. Il corpo di lei si era disciolto, ma il suo amore viveva ancora.